No. Bene, nel 3 della Sicilia un cordiale saluto ci sono del nostro Stefano Griccio. Adesso lo Stefano Martino, un'altra persona che si chiama Stefano Del Martino, tocca e al mi chiamo dottore. Stefano Griccio. I 200.000 sono ancora lì, Stiamo ci sono per andare Marco Rossi e Trebù, non è ancora finita. Sanremo, Festival di Sanremo, infatti c'è la trasmissione speciale Sanremo, ma prima però la situazione mettiamo sempre la parola, quest'anno non scende giù al teatro Ariston. Cosa pensi di avere in riguardo questo palco 19? La mia produzione e tutto quanto, ma ci va lei che dalla strada al palco o dal palco a Sanremo, al Festival di Sanremo, Bianca Guazzaro, una donna per me importante della mia vita, perché insomma a 44 anni, lei è nata a gennaio e non ci sono nato a giugno, però in mezzo ci sono state altre due ragazze, Carlotta Proietti e Alessia Spalviero, una di una di Roma, svedese, e una di Bari. Ma poi vi chiederete, ma tu, Stefano Griccio, che rapporti hai con Bianca Guazzaro? Sì. Che rapporti hai con Carlotta? Sì, perché in Chezzette effettivamente... Che rapporti hai con Alessia Spalviero? Che rapporti hai con Sara Valeriani? Che rapporti hai con... Ed è abbinato alla New Entry. La New Entry storicamente ha sempre soldi, quindi se più New Entry canale è vero che più per più saluto tutte queste donne che le ho conosciute va bene però 44 anni. Dico perché? Perché anzi non è uno scherzo di carnevale. Accetta il cambio, vai. Enrico cambia il suo pacco numero 19 con il 7 della New Entry. E ora con questo tiro, se vuoi, apriamo il 19. Che fa poche ore inizia Bianca Guazzaro dalla strada al palco. Questo è il carnevale, questo è Stefano Griccio che trasmette in diretta TV da Padova Veneto, con scritto auguri per il carnevale. Abbiamo fatto il Natale, il Capodanno, l'Epifania del Signore, e come un coriandoli, diciamo così, mi spargo di coriandoli per festeggiare il carnevale. Sono qua nello studio televisivo, ma quest'anno da come mi vesto? Da cosa mi vesto? Vedete qua, c'è Babbo Natale. Babbo Natale, mi vesto a Babbo Natale, no? Babbo Natale è finito, è andato Babbo Natale. Mi vesto da Monsignore, mi vesto da carcerato, mi vesto da Arlecchino, da Principe Azzurro, mi vesto da cosa? È una sorpresa, perché qui i titoli della grafica c'è scritto Carnevale 2025, speciale Festival di Sanremo, il ricordo di Raffaella Carrà, e dato il timone a Bianca Guazzaro, e trasmettiamo da Padova Veneto. E la storia dal 1981 al 2025 di Stefano Griccio, questo ragazzo che è stato per me importante. Perciò adesso diamo la linea alla Rai 1 per trasmettere, diciamo così, queste magnifiche donne che a gennaio a Bianca Guazzaro ha compiuto 44 anni, Carlotta Proietti a marzo, Alessia a maggio, e il ricordo di Raffaella Carrà, ma la più potente storia di vita è stata Bianca Guazzaro. Non tanto Carlotta e Alessia, ma tanto
44 anni, tra me e lei ne abbiamo fatte di avventure, ma voi vi chiederete: ma cosa c'entra Stefano Grigio? Ma la gente che mi segue dice: ma cosa c'entra? Ma che discorsi strani stai facendo? Allora Carlotta è sposata con un altro, Alessia è sposata con un altro, Bianca è sposata con un altro. Ma tu cosa c'entri con queste donne? Con queste donne tirale via immediatamente. Fai vedere la vita, questa qua, la vita, questa è quello che mi sono costruito. Qua guardate un po' cosa mi sono costruito, la televisione, guardate un po' cosa mi sono costruito. Ma cosa c'entra, voi direte, Raffaella Carrà? Cosa c'entra? Cosa c'entra Raffaella Carrà? Guardate, questo è il mio mondo dove mi sono costruito, la televisione, che tanta gente mi vedeva e mi diceva: ma tu lavoravi su Telecittà, su Serenissima Televisione, che poi è diventato Canale Italia. Queste sono le cose, facevi in giro con le telecamere, facevi orchestre, video, roba, tu non c'entri niente dalla RAI, e soprattutto il carabiniere non l'hai mai fatto, Stefano Grigio. Hai avuto solamente un piccolo riconoscimento dall'Arma dei Carabinieri perché sei stato bravo. Io vi voglio ringraziare tutti, dal 1981 al 2025. Grazie a tutti. Sigla.